Sesta corsa, premio Doringo, prova per cavalli di 4 anni, non vincitori di 7.500 euro in carriera, 10 dietro le ali della macchina, all'1 di Dinsky SSM Mario Greco, 2 Dalibor Bagaric Maurizio Visco, 3 Dora Leo Sandro Miraglia, 4 2 l'MTT Francesco Trolese, 5 Duchessa La Torre Carmine Piscoglio, 6 Darch Giuseppe Lombardo, in seconda fila 7 Donders Battista Congiu, 8 Dudeville Vincenzo Torrente, 10 Diesel B VP dell'Annunziata, 11 Daisy GB Salvatore Valentino. Autostart ha completato la curva di sinistra, entra addirittura per il lancio. Si parte con tante rotture, la velocità da parte di Duchessa La Torre, numero 3 che va Dora al Leo comando squalificato, nei confronti di 2 l'MTT, numero 1 poi di Dinsky Dalibor SSM Bagaric squalificato, al largo Diesel numero B. 7 Donders Si completa squalificato, la prima piegata con la puntata in avanti da parte di Diesel B, che va a chiedere e ottenere strada da Duchessa La Torre. Passa dopo 250 metri di corsa, terza posizione per 2 l'MTT che precede Dalibor Bagaric, di fuori rimane Darch. 32 il primo quarto, Diesel B che ha preso l'iniziativa nei confronti di Duchessa La Torre, poi 2 l'MTT, 600 metri in 45,6, passaggio davanti alle tribune, con Diesel B che guida nei confronti di Duchessa La Torre, terza posizione per 2 l'MTT, di fuori Darch che ha una breve incertezza, prova a ripartire, in corda Dalibor Bagaric avanti a Daisy GB, alla retroguardia Dudeville, 1 minuto e 9 decimi per i primi 800 metri di corsa. Continua a guidare Diesel B su Duchessa La Torre, 2 l'MTT, gli altri che stentano a seguire i primi 3 che si sono distaccati dopo 1 chilometro in 1:16,5. Diesel B in vantaggio, Duchessa La Torre nella sua scia, poi 2 MTT. Quando siamo ormai agli ultimi 400 metri di corsa non cambia nulla, Diesel B continua all'avanguardia, 15 la retta opposta alle tribune, nella sua scia è sempre Duchessa La Torre, poi 2 l'MTT che perde qualche battuta. Siamo all'imbocco della dirittura d'arrivo con Diesel B in vantaggio, Duchessa La Torre che continua a seguirlo, prova a spostare, Diesel B in vantaggio, Duchessa La Torre ci prova, si difende Diesel, attacca Duchessa, Diesel B in vantaggio, Duchessa La Torre che attacca all'esterno, i due testa a testa fin sul palo, foto micidiale tra Diesel B e Duchessa La Torre, al terzo 2 l'MTT, 29,9 ad arrivare, 1,16 ragguaglio cronometrico, c'è foto stretta tra VP dell'Annunziata e Carmine Piscoglio, padre e figlio in lotta fin sul palo, Diesel B al comando, Duchessa La Torre che dà la punta di velocità all'esterno, copre completamente il rivale, sul palo è bruttissima tra Diesel B e Duchessa La Torre, al terzo finisce 2 MTT. Vediamo se riusciamo ad avere un'altra inquadratura con Diesel B che si è difeso da Duchessa La Torre, che ha attaccato all'esterno con decisione in retta d'arrivo. Probabilmente Diesel B potrebbe essersi salvato da Duchessa La Torre, che però è arrivata forte, la foto è millimetrica. Si va dal giudice d'arrivo per staccare Diesel B da Duchessa La Torre, con leggera preferenza per Diesel B VP dell'Annunziata, Francesco Alessandrini, colori ungheresi della Ico Versenistallo.